Resta in rianimazione ma migliorano le condizioni del 14enne di Casale precipitato dal tetto di un capannone dove si era arrampicato con 2 compagni di classe a cedere un lucernario. Il papà in lacrime ci ha detto che andava alla sagra, questa bravata gli è costata cara. I 2 amici sentiti dai carabinieri erano saliti sul tetto per fare dei video, intanto i residenti denunciano un continuo via vai di giovani dentro e fuori l'ex fabbrica. Il sindaco promette mapperemo le aree dismesse. 42enne di Loria cade dalla bicicletta a Villa d'Asolo e batte con violenza la faccia e la testa sull'asfalto, è grave. Indagini dei carabinieri sulle minacce di morte apparse su un cartello a Vidore dirette alla consigliera comunale Beatrice D'Ariva. Non il primo episodio di questo tipo per la 31enne mamma, ora esasperata. Sempre più difficile il futuro del terzo polo con lo scontro Calenda-Renzi a Treviso. I coordinatori di Azione Italia Viva compatti con Rocco. Il candidato sindaco dice vuol dire che saremo il primo polo della città. Preoccupa il continuo calo delle nascite nella Marca. Il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, invita le giovani coppie ad avere più fiducia nel futuro. Stamattina Antena 3 vi ha raccontato in diretta la durata sezionale degli alpini trevigiani, oltre 1000 penne nere in festa a Motta di Livenza. Riviviamo i momenti più belli e le voci della giornata. L'allarme pesticidi e gli effetti sulle api non sono un tema preoccupante solo di questi anni. I primi appelli forti arrivavano dagli apicoltori della Marca già sul finire degli anni 80. Lo testimonia il servizio dell'archivio storico di Antena 3 datato aprile 1987. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, restano gravi ma stabili le condizioni del 14enne precipitato dal tetto di un capannone a Casale sul Sile, su cui era salito con 2 compagni per girare un video. Un lucernario ha ceduto sotto il suo peso facendolo cadere da un'altezza di 15 metri. L'ex fabbrica posta sotto sequestro. Ci aveva detto che sarebbe andato con i compagni di classe sulle giostre e invece è salito su quel capannone. Dall'abitazione a poche centinaia di metri dall'ex Fofano di via Riviera Fornaci a Casale sul Sile, il padre del 14enne, precipitato dalla copertura dello stabilimento su cui era salito con 2 amici per fare un video con il telefono, ci spiega con le lacrime agli occhi che il figlio ha fatto una bravata da ragazzi che però, aggiunge, gli è costata cara. Poche parole, paura e speranza che si alternano. Lo studente al primo anno dell'ITIS è ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva al Cafoncello con fratture multiple. Ai genitori aveva raccontato che con gli amici sarebbe andato alla sagra in centro. In realtà, insieme a 2 compagni di Villorba e Ponzano, si è introdotto attraverso un buco nella rete nell'area dell'ex Fofano dismessa da tempo e andata all'asta pochi mesi fa. I 3 giovani sono saliti sulla copertura che col tempo e le intemperie risultava tutta ugualmente scura, spiega il papà. Quando il 14enne ha messo i piedi inavvertitamente su un lucernario, il plexiglass ha ceduto e il ragazzo è precipitato all'interno da un'altezza di una 15ina di metri, finendo sul pavimento. Gli amici hanno chiesto aiuto e sul posto si è portato in pochi minuti l'elisoccorso di Treviso Emergenza. E si è calato là, ho detto ma incidenti qua in mezzo ai capi, no? E dopo ho visto che andavano dentro sul capannone. I carabinieri hanno posto sotto sequestro lo stabilimento e sentito i 2 ragazzi testimoni dell'incidente. I residenti della via parlano di un via vai continuo di ragazzini nell'area dismessa. Vanno là, giocano, però i giochi troppo alti e rischia. Prima cosa guardavo a me se ero qua fuori, stavo in strada. Se mi andavo via, allora lui andava dentro. Quando vedevamo questi ragazzini che saltavano la ringhiera, cioè li abbiamo richiamati più di qualche volta, in buono, senza fare... però no. Facevano quello che volevano. Ah no, non facciamo niente. Non facciamo niente. Ma perché andate di là? Così per vedere cosa c'è. E basta. Ma chi pensava che andassero sopra il tetto? Le condizioni del giovanissimo studente del Fermi di Treviso sono in miglioramento. Il sindaco di Casale Golisciani ha sentito al telefono la madre. In tema di messa in sicurezza delle aree dismesse promette una mappatura. Una notizia che non avremmo mai voluto sentire, soprattutto in questo momento in cui Casale ci sono giorni di festa. Tutti noi casalesi siamo in attesa di sentire notizie confortanti sulle condizioni del nostro piccolo concittadino, quindi siamo qui che aspettiamo. Lunedì di Pasquetta a Casale la soddisfazione per il salvataggio, per nulla scontato, di un 68enne colpito da un malore sulla Greenway, con alcuni passanti che avevano attraversato il fiume in gommone per recuperare un defibrillatore. Neppure il tempo per gioire di quel piccolo grande miracolo che il paese ripiomba nell'angoscia per il 14enne precipitato dal tetto dell'ex azienda Fofano. Le sue condizioni sono
sono in miglioramento. Il sindaco ha sentito al telefono la madre. Sì, l'ho sentita e sono fiduciosi, siamo tutti fiduciosi, tutti i casalesi siamo stretti intorno alla famiglia e speriamo insomma, che a breve riusciamo ad avere notizie confortanti. Studente al primo anno delle superiori, il 14enne è anche uno sportivo, è tesserato con l'Atletica Marcon. Cosa ci facesse nell'area dismessa? Perché quel passaggio nella recinzione non sia stato chiuso? Gli interrogativi aperti sono molti, ma per Golisciani in questo momento passano in secondo piano. Non voglio avventurarmi in ipotesi o quant'altro perché credo che non sia il momento. C'è un momento per pensare a determinate cose, valutare responsabilità e quant'altro. In questo momento dobbiamo essere concentrati sulle condizioni del ragazzo. Quel che è certo è che il tema delle aree abbandonate è tra le principali preoccupazioni degli amministratori locali. Nella stessa via Riviera Fornaci si sta procedendo alla messa in sicurezza dell'ex fabbrica di mangimi. Una mappatura di questi luoghi è un pensiero da fare, da capire, sono luoghi privati ovviamente, ma capirne le condizioni e le modalità di eventuali accessi da parte di terzi, questa è una cosa che mi riprometto di verificare, anche se noi determinati siti già siamo intervenuti, come per esempio Raggi Sole, dove c'è in corso una demolizione, anche lì che è praticamente vicino alla zona dove è avvenuto, e che anche lì era una situazione abbastanza pericolosa, però verificheremo anche altri. Cade con la bici e batte la testa un 42enne di Loria in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto questa mattina ad Asolo. Dalle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe caduto da solo all'improvviso mentre percorreva via dei Molini a Villa d'Asolo. Nella caduta il 42enne si è procurato un grave trauma facciale e varie altre lesioni. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto è intervenuto l'Eli Soccorso di Treviso Emergenza e poi il ciclista è stato però portato in ambulanza all'ospedale di Castelfranco. Ovviamente anche la pattuglia dei carabinieri sul posto per l'incidente. E a proposito dei carabinieri, c'è un'indagine in corso dei militari dell'Arma sulle minacce di morte apparse su un cartello, un albero a Vidor e dirette alla consigliera comunale di minoranza Beatrice D'Ariva. Non il primo episodio di questo per la 31enne mamma, ora esasperata, ovviamente anche impaurita. Ho paura, quello che dico sinceramente, ho paura per me, per la mia famiglia. Ho veramente paura, dico, ho una bambina anche piccola e quindi sì, mi guardo sempre intorno adesso. Anche se il cartello appeso a un albero in via Brigata Cuneo a Vidore è stato tolto e acquisito dai carabinieri per le indagini, quelle parole inquietanti restano scolpite nella mente di Beatrice D'Ariva. Non solo amministratrice ma anche giovane mamma. Il tuo posto è il cimitero. Minacce di morte che le fanno vivere un insopportabile stato di sospensione, una paura che ritorna perché questa non è la prima volta per lei. Non so più cosa pensare della verità perché è la terza volta che succede. Una volta circa un anno fa e la prima volta, mi scusi, l'ho saputo sempre un anno fa, non me l'hanno detto subito perché la prima volta che è accaduto ero incinta. Non saprei a chi ricondurlo sinceramente, anche se un dubbio ce l'ho, ma è solo un dubbio mio, non ho nessuna prova. Quel pensiero va a una denuncia per molestie di 14 anni fa, quando aveva appena 17 anni. Una persona fu condannata per aver tentato di palpeggiarla. Possibile ci possa essere un legame? Ci pensa e ci ripensa Beatrice, consigliera comunale di minoranza del gruppo Comune in Rete a Vidor. Difficile pensare a un movente di natura politica o legata al suo ruolo. Le divergenze in consiglio ci sono sempre, ma nell'ambito della dialettica politica, spiega. Nel frattempo la solidarietà è arrivata trasversale e allora non resta che attendere le indagini e l'individuazione dell'autore o degli autori di queste minacce, perché vivere così, ammette Beatrice, è davvero difficile. Io spero che qualcosa riescano a fare i carabinieri e che fermino questa persona perché non è ammissibile una cosa del genere. Non posso pensare di aver paura di camminare nel mio paese. Ancora la cronaca con la notizia di poco fa, perché questo pomeriggio c'è stato un raid dei ladri mentre si stava giocando sul campo campo sportivo di Silea la partita di prima categoria tra il Sant'Elena e il Cavallino Calcio. Hanno approfittato i ladri delle due squadre in campo, sono entrati negli spogliatoi e hanno rubato il denaro contante all'interno degli spogliatoi, un bottino di circa 1.000 euro. Ovviamente i giocatori poi si sono accorti di quanto accaduto al termine della partita. Indagini in corso dei carabinieri su questa razzia di oltre 1.000 euro durante la partita di calcio.
Adesso apriamo la pagina politica delle elezioni amministrative con un terzo polo che è quasi ormai a pezzi, il gruppo Azione Italia Viva, gli scontri da Roma tra Calenda e Renzi però non preoccupano, l'abbiamo già raccontato in questi giorni, la compagine che sostiene il candidato sindaco Nicolò Rocco e che oggi ha voluto sottolineare ancora una volta di più il fatto che il gruppo va avanti perché sta lavorando per la città. Sentiamo. Io sono quasi felice che non si parli più di un terzo polo, che era un termine quasi geografico, inesistente, ma si parli del primo polo che noi vogliamo costruire a Treviso, che è il polo delle persone che vogliono le opere, che vogliono lo sviluppo di Treviso, che vogliono il sociale. Persone deluse che non si riconoscono più in una destra populista, in una sinistra solo ideologica, e noi siamo il primo polo per Treviso. La lite tra Carlo Calenda e Matteo Renzi va in scena in piena campagna elettorale, ma il candidato sindaco dell'ormai ex terzo polo Nicolò Rocco trasforma la bufera in un nuovo orizzonte a cui guardare. La strada è tracciata e non si torna indietro. Il risultato delle amministrative indicherà la direzione. Per ora il divorzio romano tra i due leader non produce fratture nel territorio e i referenti di partito a Sant'Antonino per incontrare i residenti lo annunciano con forza. Noi siamo qui per ribadire che il coordinamento di Azione Italia Viva rimane unitario sul territorio di Treviso. Unitario era il progetto che ci ha portati fin qui, anche con la candidatura di Nicolò, ma non solo, anche su tutto il territorio provinciale, e non vediamo nessuna ragione di scendere a compromessi con quanto accaduto nelle dinamiche nazionali, in quanto in realtà quello che ci ha uniti è un'unione di progetto, di visione del territorio, quindi non abbiamo intenzione di continuare in questa direzione. Avanti con la campagna elettorale e con il sostegno a Rocco, puntando a un risultato che costituisca un inizio e non un traguardo per questa nuova squadra politica. Le vicende romane non stanno assolutamente limitando, scalfendo il progetto a livello locale, quindi l'entusiasmo continua ad esserci e continua ad esserci assolutamente la voglia di collaborare e di impegnarci insieme per il progetto futuro, anche subito dopo le elezioni. Tra i temi delle amministrative 2023 il focus importante sui giovani, dal centrodestra il progetto della Carta dello Studente, un'unica card per servizi pratici e offerta culturale agli universitari appunto che frequentano l'università a Treviso. Allora sentiamo le parole del sindaco Conte. Diciamo che siccome abbiamo un obiettivo molto ambizioso che è quello di arrivare a 6.000-6.500 studenti tra Padova e Venezia, noi stiamo attrezzando la nostra città per garantire i servizi, quindi oltre agli studentati, le aule studio, le mense, creeremo anche questa carta dello studente che consentirà a tutti gli studenti della facoltà di Padova e di Venezia di accedere a servizi, a scontistiche agevolati proprio per garantire agli studenti quei servizi fondamentali necessari per proseguire il loro percorso didattico e scolastico nella nostra città, con la speranza che sempre più studenti scelgano i corsi di Padova e Venezia che sono dislocati a Treviso. Bisogna essere trevigiani oppure basta essere residenti a Treviso? Come funziona? No, l'importante è far parte, essere iscritti a dei corsi o di Padova o di Venezia e poi avranno accesso a questi servizi a condizioni assolutamente agevolate, quindi ci sarà un accordo anche con i commercianti, con i bar, con le lavanderie, insomma tutti quei servizi che accompagnano nel quotidiano gli studenti verranno garantiti all'interno di questa tessera proprio perché gli studenti che scelgono Treviso si sentano sempre più a casa loro. Giovane significa anche spesso, l'abbiamo visto e raccontato, disagio giovanile che sfocia spesso nell'allarme baby gang. Il centrosinistra di Giorgio Denardi lancia il progetto di un servizio di supporto psicologico e di coinvolgimento sociale e culturale per i ragazzi. Sentiamolo. Abbiamo parlato con il professore Giovanni Colombo dell'Università di Padova a proposito di criticità relative soprattutto alla fase adolescenziale, che è la fase più difficile in cui i ragazzi esprimono il loro bisogno di affermazione, e l'idea che abbiamo sviluppato insieme è quella di creare un servizio di supporto soprattutto per la fascia adolescenziale che oggi sta in una terra di nessuno anche per quanto riguarda il supporto sanitario.
perché c'è la parte diciamo pediatrica, infantile, c'è la parte per gli adulti, ma sugli adolescenti non c'è una struttura sanitaria di supporto che possa aiutare ad affrontare questi problemi. Chiamiamolo sportello, io lo chiamerei servizio, perché secondo me deve essere fatto in un modello un po' più moderno che non uno sportello. Ecco, deve essere un servizio garantito da professionisti che siano in grado di aiutare genitori o ragazzi che abbiano questo tipo di criticità e cercare di indirizzarli verso una modalità di vita più integrata, più aggregata rispetto a attività che possono essere alternative, tipo lo sport, tipo la cultura o altre attività. Altro capitolo importante per Treviso, il turismo e il rilancio culturale. Ne ha parlato, ospite della nostra prima edizione, Lucia Tundo, capolista di Unione Popolare, che sostiene il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Maurizio Mestriner. Sentiamo le sue parole. Uno dei motivi per cui il centro si spopola è anche la crescita degli alloggi in affitto breve, che non è assolutamente regolamentata in nessun modo. E quindi il turismo sì, ma può portare fuori gente dalla città, può svuotare le città. Questo lo vediamo non solo a Treviso, che ci sta arrivando magari un attimo dopo le altre, ma città come Venezia, come Bologna, cioè, si stanno letteralmente svuotando perché l'affitto breve viene preferito a qualsiasi altra forma di locazione. Interessante il turismo, è una fonte di reddito enorme. Dopodiché grandi mostre, sì, io ho apprezzato moltissimo quelle che sono state fatte a Treviso, devo dire la verità, sono state tutte molto belle. Pensiamo anche a una promozione culturale vera, ci sono agenzie di creazione culturale dal basso che funzionano molto bene e che hanno una difficoltà enorme ad avere dei contributi. Il turismo non può venire solo per Canova, bellissima mostra o per altre, insomma, per Esker, che ho apprezzato tanto. Il turismo deve venire perché c'è una città viva, perché ci sono eventi, perché c'è una vitalità continua, non può essere solo una grande opera, non possiamo essere un museo a cielo aperto di affitti brevi e di grandi opere, grandi mostre, scusate, perché le grandi opere sono un altro capitolo. Cioè, bisogna incentivare quella che è la crescita culturale di una comunità in tutti i modi. Parliamo di scuola adesso, 500 euro all'anno per formazione e aggiornamento. Gli insegnanti precari vincono in tribunale grazie a un'importante sentenza del giudice del lavoro. Per ora sono stati 18 a ottenere la sentenza favorevole. La speranza del sindacato Gilda è che il numero dei docenti aumenti. Gli insegnanti precari vincono in tribunale e potranno usufruire della carta del docente, finora accessibile soltanto ai colleghi a tempo indeterminato. Si tratta di 500 euro annui utilizzabili per l'acquisto di libri, di corsi di formazione o materiale inerente alla professione, materiale didattico. Il diritto alla carta del docente era stato introdotto dalla riforma Renzi del 2015, che con i successivi decreti aveva esteso i benefici agli insegnanti part-time, in aspettativa o fuori ruolo, ma non a quelli con contratto a tempo determinato. La battaglia per ottenere gli stessi diritti e non solo le stesse mansioni ha visto esprimersi persino la Corte europea, ribadendo la necessità di estendere la carta del docente. Di qui il ricorso di decine di insegnanti, con la decisione del giudice del lavoro, che si allinea ad altre sentenze dello stesso esito in questi mesi in tutta Italia. I primi 18 ricorrenti hanno potuto ottenere i benefici degli ultimi 5 anni. Si trattava di una forma di discriminazione a danno dei precari, inaccettabile e paradossale, considerato che si tratta proprio di una fascia di docenti che particolarmente ha necessità di poter avere dei sovvenzionamenti per potersi formare, sia perché mediamente ha un livello di esperienza inferiore rispetto ai colleghi che lavorano con contratto a tempo indeterminato, sia perché investire su di loro è un investire sul futuro. Da sempre, spiega il sindacato, quello dei precari è l'anello debole di un sistema delicatissimo come quello della scuola. Eppure proprio oggi si assiste al livello massimo mai raggiunto, oltre il 30%. Intanto, dopo la vittoria dei 18 ricorrenti, c'è una fila che attende di entrare per quella stessa breccia aperta dal Tribunale del Lavoro. Come Gilda degli insegnanti ne abbiamo già 40 in attesa di giudizio e ci auguriamo che le prossime sentenze si allineino come trend a quelle precedenti.
E poi dalla scuola ci sono poi le famiglie, l'altra faccia della medaglia, famiglie che hanno sempre meno figli. È l'inverno demografico della Marca trevigiana che preoccupa sempre di più. Il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, invita le giovani coppie ad avere più fiducia nel futuro. Io credo che la cosa fondamentale è quella che si fa fatica a vedere una prospettiva di senso, di un futuro che valga la pena di vivere, per il quale valga la pena di impegnarsi. Le culle sono sempre più vuote, la denatalità è un problema sempre più serio anche a Treviso. Nel 2022 il calo delle nascite in provincia è sceso di un altro 2% rispetto all'anno prima, ma ad impressionare soprattutto il dato sulla lunga distanza. Negli ultimi 20 anni le nascite sono calate del 28%. Secondo il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, non c'è solo l'incertezza economica a provocare un fenomeno che genera più di una preoccupazione. Io sento molto nervosismo in giro, molta aggressività forse. Forse dovremmo renderci conto che abbiamo bisogno di poche cose fondamentali, di relazioni, di amicizia, di solidarietà, di tempo per le persone care e di accoglienza dei più piccoli e dei più poveri. E siamo una civiltà ricca e abbiamo le risorse per farcela. Una società senza giovani ha poco futuro, ma a volte paure e problemi che appaiono insormontabili possono essere superati con molta più facilità di quanto si potesse temere. Monsignor Tomasi lo dice spesso ai fedeli. Io intanto tendo a suggerire e a consigliare di osare speranza, perché il Signore poi non lascia mai da soli. E poi chiedo alle mie comunità cristiane, alle comunità cristiane del nostro territorio, di essere accoglienti, di aiutare, e chiedo anche alle istituzioni di fare quei passi che servono affinché poi queste persone trovino concreti aiuti, perché a parole non si fa molto. C'è bisogno di scuole, c'è bisogno di asili nido, c'è bisogno di una città sicura, c'è bisogno di tante situazioni che dobbiamo mettere loro a disposizione. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo proprio dal capoluogo. Inaugurata a Villa Manfrin una mostra dedicata a Mattia Battistetti, il giovane morto sul lavoro a Montebelluna nell'aprile 2021. Presenti le autorità e soprattutto i familiari che non smettono di lottare per avere giustizia. Non solo i genitori e la sorella, ma anche i nonni di Mattia. Io voglio dire che devono stare molto più attenti alle persone, non solamente ai soldi come purtroppo. Non devono più succedere queste cose, e invece succedono ogni giorno. È una morte continua, e noi siamo morti il giorno che è morto il nostro nipote, perché abbiamo finito di vivere. Il dolore e il ricordo si mischiano nelle parole dei nonni di Mattia Battistetti, presenti a Villa Manfrin all'inaugurazione della mostra fotografica dedicata all'amatissimo nipote, fortemente voluta da Mirella Tuzzato. Il 29 aprile saranno 2 anni che Mattia non c'è più, morto a 23 anni sul lavoro in cantiere a Montebelluna, e da allora la sua famiglia non ha smesso di lottare per avere giustizia e puntare l'attenzione su un tema di civiltà come la sicurezza sul lavoro. E finché abbiamo forza andiamo avanti e combattiamo. Bisogna combattere. Prego, Monica. Sì, andiamo avanti con tutte le forze che penso ci dia Mattia, perché solo lui può darci questa forza di andare avanti, di combattere. È dura, ma andiamo avanti per lui, ecco. Lo abbiamo giurato il giorno del suo funerale che gli faremo giustizia, e ad ogni costo vogliamo fare giustizia a Mattia, ecco. Mio fratello era più piccolo di età, però alla fine era il mio fratellone grande, nel senso che mi proteggeva da tutto e si accorgeva sempre al minimo pensiero, qualsiasi cosa, aveva sempre una spalla su cui potermi appoggiare. Questa mostra itinerante vuole tenere viva l'attenzione, tenere alta l'attenzione su quello che è il dramma dei morti sul lavoro e di chi si ammala sul lavoro. Va smentita quella che è la narrazione della fatalità. Qui ci sono delle cause ben precise, dalla mancanza di controlli alla mancanza di sanzioni, all'impunità per chi non rispetta la vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Autorità, sindaci, anche il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi hanno voluto portare la loro solidarietà. L'impegno credo che noi tutti dobbiamo portare avanti, lo hanno detto i sindaci,
è quello di fare in modo che ci sia più controlli da parte dell'ULSS per quanto riguarda i cantieri, ma anche formazione per chi lavora, perché dobbiamo anche aiutare sempre di più le persone a capire le modalità del lavoro ed evitare i rischi che sono purtroppo fuori dalla porta, nel senso che chi lavora purtroppo anche è a rischio. La mostra dedicata a Mattia sarà visitabile a Villa Manfrini il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 fino al 4 giugno. Cambiamo argomento e andiamo con il sorriso della festa degli alpini. L'abbiamo raccontato in diretta con Lucio Zanato, Sandro Ponchio e Nicoletta Rizzetto questa mattina, la lunga diretta a partire dalle 8:45 per la Dunata degli alpini delle sezioni di Treviso e Motta, che appunto abbiamo seguito in diretta dalle 8:45. Rivediamo allora i momenti più belli di questa giornata che ha visto oltre 1000 penne nere sfilare in città. È stato il primo momento ufficiale della Dunata alpina della sezione di Treviso, oggi a Motta di Levenza. Oltre 1 migliaio le penne nere provenienti dai 20 raggruppamenti per un totale di 89 gruppi da Pieve del Grappa a Motta, da Mogliano a Nervesa della Battaglia. Hanno sfilato per le vie principali della città su Livenza, raggiungendo prima Piazzale Pradenzano per l'alzabandiera, per poi dirigersi verso il monumento ai caduti, dove è risuonata la canzone del Piave, inno che ha commosso ancora una volta le nostre penne nere nel ricordo di chi è andato avanti. Onore ai caduti! A seguire la sfilata delle penne nere trevigiane è proseguita per la via principale di Motta fino al sagrato della Basilica della Madonna dei Miracoli, dove il priore, padre Mario Favaretto, ha celebrato la Santa Messa richiamando nell'omelia il Cristo risorto che si ripresenta per sostenere i discepoli smarriti dopo averlo visto morto in croce. Non siete forse voi conosciuti, stimati, amati? Perché come istintivamente vi rendete presenti dove c'è bisogno, dove ci sono situazioni di crisi, dove occorre aiutare e sollevare persone, territori, popolazioni da situazioni di pericolo o di calamità. Non siete voi questi? Celebrazione che è proseguita con uno dei canti che meglio rappresenta la fede degli alpini. Penne nere che poi sono sfilate fino al Cason degli Alpini, storica sedeana di Motta, per i discorsi finali, dove il presidente della sezione di Treviso, Marco Piovesan, ha ricordato anche i 90 anni della fondazione del gruppo su Livenza, che con altri compone la sezione trevigiana. Noi come sezione di Treviso siamo oltre 10.000, ne abbiamo oltre 2.000 che condividono la nostra voglia di fare, voglia di stare assieme. Alpini ma anche aggregati e amici, nella speranza di dare un futuro a questa associazione. Concretamente attraverso la protezione civile, concretamente anche attraverso i nostri campi scuola, che vogliamo tramandare questi valori alle nuove generazioni. E dopo il rito della consegna delle targhe, ricordo, la donata si è sciolta nel più classico degli ordini in grigio-verde. Presenti, attenti, rompete le righe, marcia! Questa è la cronaca della mattinata, intensa mattinata. Allora adesso voci e volti dei protagonisti con i commenti raccolti direttamente nel corso della sfilata, in diretta.
Per voi cosa significa partecipare a una donata sezionale? È più importante o meno importante di quella nazionale? Forse è più importante quella vicina, perché la sentiamo. Sì, sono bravi. Sono bravi? Siamo bravi. È la parte della protezione civile della sezione di Treviso. Abbiamo il primo blocco che è quello dei ragazzi, poi ci sono i sommozzatori, il gruppo comunicazioni e in fondo ci sono i calcinofili e il gruppo del soccorso montagna. Sono il coordinatore della sezione di Treviso e sono orgoglioso di essere qui con i miei ragazzi per questa festa sezionale dell'ANA di Treviso. Lei ha fatto la scelta della protezione civile perché? Perché ho sempre fatto volontariato e mi sembrava giusto di aiutare ancora, capisci? Prima ero vice coordinatore, adesso sono donato caposquadra del gruppo di Fontanelle, ho una bella squadra di 27 persone, capisci? E andiamo sempre avanti. È una passione, si unisce l'utile al dilettevole, la passione per i cani e la voglia di fare qualcosa per la comunità. Quando è che ha fatto il servizio militare? Nel 64. E come se lo ricorda? Bene. Bene in che senso? Nel senso che sono rimasto soddisfatto praticamente su tutto quello che ho fatto. Mi ha insegnato a vivere praticamente. Che cosa vuole trasmettere alle nuove generazioni? Che mio passata bene, sacrificio, rispetto è quel che manca ai ragazzi d'oggi. Quindi diciamo quei valori alpini si stanno un po'... Onestà, solidarietà, rispetto, spirito di sacrificio, tutti questi valori bisogna trasmetterli ai giovani. Già pronti per la nazionale? Pronti per la nazionale. Ma i primi quando partono? I primi il giovedì. I secondi il venerdì, un terzo gruppo la domenica e qualcuno anche il sabato. Così è. E poi domenica si sfila a Udine. Immancabile. Quindi l'appello ai giovani? Venite assieme. Ecco, e appuntamento ovviamente alla nazionale. A Udine. Adesso parliamo di un'eccellenza del territorio, l'asparago di Badoère IGP, protagonista in questo weekend della mostra a lui dedicata a Zero Branco, si replica nel prossimo fine settimana. Il protagonista è lui, Sua Maestà l'asparago di Badoère IGP, una delle eccellenze del territorio della Marca, aperto con la 26esima mostra a lui dedicata a Zero Branco della Proloco, la rassegna Germogli di Primavera, un weekend che si replicherà dal 21 al 23 aprile. Certifica una qualità di lavoro e una capacità tecnica da parte dei nostri agricoltori, ma anche della meccanica che accompagna il lavoro nei campi, che raggiunge livelli veramente di eccellenza. Nel nome della tradizione, della festa e dell'orgoglio made in Veneto. L'asparago di Badoère IGP è uno dei prodotti che ci rende orgogliosi non solo nella parte di produzione ma anche e soprattutto per la fama e per l'utilizzo che sta iniziando ad avere non solo nel territorio veneto ma anche nel territorio italiano e perché no anche all'estero. Quindi prossimo appuntamento dal 21 al 23 di aprile, quindi la prossima settimana. Adesso apriamo uno sguardo sul bellunese con la predazione dei lupi. Parliamo dei lupi. La predazione del lupo è stato uno dei temi trattati nella giornata inaugurale della fiera dedicata alla caccia e pesca natura al Longarone Fiere. E dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi la notizia: il lupo si può gestire senza abbattimenti. Abbiamo fornito questi recinti gratuitamente, fornito le persone che seguono il montaggio e la corretta gestione durante l'anno e devo dire che la cosa sta funzionando perché l'anno scorso non abbiamo avuto nessuna predazione. Esperimento riuscito sulle Dolomiti Bellunesi, dove è stato dimostrato che il lupo si può gestire sia in rapporto agli allevamenti che nell'espansione dei branchi. Abbiamo visto che dove abbiamo bloccato la predazione degli animali domestici, i lupi nel nostro territorio hanno cominciato a predare anche i cinghiali. Però, secondo il presidente del parco, non vuol dire che se ci sono soggetti pericolosi questi non debbano essere abbattuti. Questo non deve essere uno scandalo, perché all'interno di tutti i rapporti di convivenza ci possono essere situazioni in cui ci sono degli elementi anomali,
come abbiamo visto nei recenti avvenimenti per quanto riguarda l'orso in Trentino. È stato uno dei temi predominanti della giornata inaugurale della fiera Caccia, Pesca e Ambiente che si sta svolgendo nei padiglioni di Longarone Fiere. Lupo al centro di un dibattito che riguarda tutti gli animali selvatici, la cui gestione, è stato ribadito in più occasioni, non può essere lasciata solo alla natura. Perché se noi pensiamo che nel nostro territorio abbiamo più di un incidente al giorno per gli investimenti di ungulati sulle strade, perché gli ungulati non hanno, al di là della caccia, alcun competitore. Ecco il perché di una fiera dedicata alla caccia ma anche alla pesca, che solo in Veneto conta 70.000 attività di pesca sportiva e un vero e proprio esercito di volontari che fanno controllo ambientale, salvando in questi mesi la fauna ittica dai fiumi in secca. Sono tutte conseguenze di cambiamenti climatici, ma anche dello spopolamento della montagna che sta riportando il bosco a lambire i centri abitati. Da qui l'appello anche alla gestione più accurata dei rimboschimenti. Nel territorio montano il bosco va fermato, anche perché non è un bosco gestito, è una boscaglia che arriva a ridosso delle abitazioni con tutta una serie di problemi ambientali, quindi in pianura piantiamo gli alberi. In montagna abbiamo bisogno di rigestire il bosco e di gestire il territorio in maniera assolutamente diversa. Dai lupi alle api, aprile e maggio sono i mesi della formazione di nuovi alveari, un fenomeno davvero unico e carico di significati che se capita vicino alle nostre abitazioni va gestito con attenzione ma senza timore. Allora i consigli dell'apicoltore di Arcade. Vediamo in diretta l'arrivo di uno sciame, quindi la moltiplicazione di un'arnia, che si è insediata in un vecchio bugno, una vecchia barricca, diciamo di circa 100 anni, dove all'interno negli anni scorsi già esisteva una famiglia d'api. Poi nel tempo è morta e adesso loro hanno ripristinato quel vecchio nido. Una nuvola di api che sta cercando una nuova casa e che qui ha trovato in questa vecchissima botte di vino l'habitat giusto per formare un nuovo alveare. È la diaspora delle regine, fenomeno che si ripete a primavera avviata tra aprile e maggio e che, come a Casa Feletti ad Arcade, può arrivare letteralmente alle porte di casa. Ecco i consigli utili per affrontare la situazione. Le api in fase di sciamatura sono molto docili, resta comunque il fatto che sono insetti che pungono, per cui nel momento in cui vediamo uno sciame lasciamole stare, manteniamo le distanze e avvertiamo subito un apicoltore della zona che riuscirà a recuperarle senza grossi problemi. Quindi niente panico né tantomeno insetticidi, peraltro proibiti per le api, ma prudenza soprattutto per chi è a rischio shock anafilatico. Mantenere una certa distanza e avvertire pompieri o forze dell'ordine che provvederanno ad allertare uno dei tanti apicoltori della zona pronto a prendersi cura della nuova famiglia. Non toccarle, ma è importantissimo avvertire immediatamente un apicoltore, perché prima si recuperano e prima si riescono a salvare senza creare complicazioni. Generalmente si recupera la regina, si spostano in un'arnia classica da lavoro da nomadismo e poi lì creeranno la loro nuova famiglia. E se arrivano da voi, sottolinea l'apicoltore, non solo non abbiate paura, ma siatene fieri. È un bellissimo messaggio il fatto che ci siano le api e che arrivino nelle nostre zone e anche nelle aree abitate, perché sono belle anche da vedere ed è un messaggio di tranquillità della zona e anche di purezza. Un fenomeno che è anche l'ennesima lezione della natura, infatti a lasciare l'alveare sicuro per una nuova avventura è la regina anziana che porta con sé le api bottinatrici più esperte e cariche di miele per dare sostentamento al piccolo esercito che si sposta, mentre la regina più giovane e inesperta viene lasciata nel luogo più sicuro affinché faccia esperienza. Un esempio su cui riflettere, visto che non trova eguali, almeno nella nostra società. A proposito di ape, l'allarme pesticidi e gli effetti dei pesticidi sulle api non sono un tema preoccupante soltanto di questi anni. I primi appelli forti, infatti, arrivavano dagli apicoltori della Marca già sul finire degli anni '80. Lo testimonia il servizio che, come ogni domenica, vi proponiamo dell'archivio storico di Antena 3, un servizio datato aprile 1987. Guardate. È più letale il veleno dell'ape o quello dell'uomo? A guardare queste immagini i dubbi spariscono. Una manciata di api accartocciate, uccise dal veleno dell'uomo, i pesticidi, e per ironia della sorte proprio mentre succhiavano il nettare della vita. Scene del genere ormai se ne vedono ogni anno, ma come dice Luigi Pianca, apicoltore di Vittorio Veneto, questo inizio stagione è stato disastroso. Cioè, le api hanno un'importanza grande, insomma, nell'impollinazione, così nella resa anche dei frutti, perché dove ci sono le api registrano dal 20 al 40% di produzioni in più
in tutti, diciamo, i frutti e le specie, perché l'ape ha circa un 3 km di raggio nei suoi voli e visita, immagini lei quanti alberi che visita e li feconda naturalmente, no? Quello delle api per Luigi Pianca è solo un hobby, ma questo non deve sminuire il problema. C'è chi con l'apicoltura ci vive. Sono molti infatti coloro che operano nel settore in tutta la provincia di Treviso. I pesticidi, dicono gli allevatori di api, stanno mandando a monte il nostro ecosistema. Ma esiste una legge che ne regolamenti l'uso? Di leggi veramente ne esistono. La più recente è quella emanata dalla Giunta regionale del Veneto. Si tratta di un decreto che vieta l'uso di insetticidi ed acaricidi nel periodo della fioritura. L'Ispettorato all'Agricoltura ha rivolto inoltre un invito a non irrorare le colture in questo periodo per non disturbare il processo di fecondazione indispensabile per lo sviluppo del frutto. Gli insetti e gli acari infatti si possono benissimo controllare con trattamenti prima della fioritura e dopo la caduta dei petali. Un danno irreparabile quello provocato quest'anno agli apicoltori. Le leggi comunque esistono. Evidentemente vengono ignorate o per cattiva informazione o per mancanza di scrupoli. Speriamo che almeno queste immagini possano far riflettere e portino ad una più consapevole gestione della natura. I danni provocati agli apicoltori si riflettono inevitabilmente anche sui raccolti. Questo è dunque l'allarme già nel 1987, un problema dunque con radici lontane. Prima di lasciarvi al vetro vi do un aggiornamento di cronaca da Treviso, da Villorba nello specifico, perché c'è stato un drammatico ritrovamento proprio poco fa, poco dopo le 19:30 a Villorba. Una persona è stata trovata, un uomo è stato trovato impiccato in una via di Villorba, via Fratelli Rosselli, è stato trovato da alcuni passanti, non abbiamo altre indicazioni e appunto c'è stato questo intervento dei sanitari poco dopo le 19:35. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. La perturbazione è ancora in azione al sud, ma la tendenza ci dice che il nostro territorio dovrebbe essere escluso da tale influenza. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 17 aprile ci mostra un contesto asciutto. Al mattino cielo molto nuvoloso ovunque. Nelle ore pomeridiane invece maggiore soleggiamento sulla nostra regione. Temperature un po' in aumento, minime tra 6 e 10 gradi, massime tra i 18 e i 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto, quantomeno inizialmente, a seguire più sole con ampio rasserenamento. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime sui 19 e 20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. In cielo infatti si alterneranno sole e nubi, si manterrà comunque asciutto. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 19 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.